Nei trascorsi martedì di giugno e luglio, l'amministrazione di Cavallino Tre Porti ha organizzato nella piazza del municipio delle cerimonie legate alla sua iniziativa a braccia aperte, per ringraziare pubblicamente il personale sanitario impegnato ad affrontare l'emergenza coronavirus e che ha usufruito dell'ospitalità gratuita donata dalle strutture ricettive del territorio. Ospitalità che continuerà anche nei prossimi mesi, ma intanto l'amministrazione ha voluto ringraziare con una cerimonia simile anche tutti coloro che hanno aderito e creduto nella campagna di Charity, oltre ad aver portato un fattivo supporto alla gestione dell'emergenza a livello comunale. Questa sera c'erano le strutture ricettive, chi nel campo dei servizi ha messo a disposizione delle opportunità, le associazioni del volontariato e le persone che hanno dato fattivamente una mano, nonché i dipendenti comunali del COC, del centro operativo comunale. Tutte le persone che si sono appunto prodigate per far funzionare il comune e rispondere alle esigenze delle persone. Una cerimonia, quella di ieri sera, dalla presenza contenuta per garantire il rispetto delle disposizioni anticontagio, ma l'amministrazione non esclude di poter fare una cerimonia più estesa quando le condizioni sanitarie lo potranno permettere. Ci sarebbe piaciuto fare una cerimonia molto più pubblica, invitando tutto il Consiglio Comunale, invitando tutte le persone che avevano veramente dato tanto. Abbiamo dovuto fare una scelta, una selezione solo delle rappresentanze, perché ovviamente il Covid ancora c'è e dobbiamo stare molto attenti. Quindi la serata è assolutamente positiva, ma ci riserviamo in futuro, quando il Covid sarà passato, di fare una cerimonia molto più grande, molto più bella, molto più dal punto di vista del grazie più completa. A margine dell'evento poi sono stati consegnati ai rappresentanti delle strutture ricettive dei contenitori accompagnati da una locandina promozionale, allo scopo di invitare gli ospiti a una donazione che confluirà su un conto corrente comunale dedicato a sostenere i bisogni dei cittadini che hanno incontrato gravi problemi economici causati dal Covid-19. L'autunno sarà difficile, le persone avranno difficoltà, le associazioni dovranno spendere più risorse e quindi vogliamo raccogliere appunto del denaro per metterlo a disposizione della nostra comunità da parte di persone che vengono magari in villeggiatura o che possono o che ritengono di aver avuto a seguito del Covid invece di una perdita magari dei guadagni normali o maggiori, ed è quindi continueremo con il conto corrente, che è conto corrente del comune, risorse quindi che rimangono nelle casse del comune che verranno spese per la nostra comunità.